Vi ringrazio tutti quanti per essere qui questa sera, così numerosi, e ringrazio in particolar modo Mariano che ha avuto l'idea di questa serata per la ripresentazione del libro su Méliès e mi ha chiesto proprio di fare questa ripresentazione. Mi è venuto in mente subito di dedicare questa presentazione del libro in particolar modo al pilastro, uno dei pilastri del cortile Evi. Quindi vorrei un applauso, grazie. E vorrei fare un regalo sia da parte nostra del cortile ma anche del signore che li ha fatti per Evi, alla Mirella e a Luca questi fiori particolari. No, Rosino. Grazie da Rosino. Grazie. Li ha fatti il signor Rosino. Grazie a tutti. Passo la parola al signor Mariano. Tony, tutte le stesse uguali alle svelte. Beh, buonasera a tutti. Ci sediamo. No, è un piacere, è una bella idea venire qua perché sono gli ultimi contesti dove si può, se non respirare il senso del filò, però perlomeno una cosa fatta in un cortile privato dove non è un'eccezione che ci siano questi incontri di persone nel cortile di Tony, diciamo che si presta proprio a una chiacchierata in questo modo, insomma, vediamo se va bene, importa. Io non mi sono mica preparato più di tanto perché doveva essere una roba molto informale, però tanto per cominciare volevo solo fare due spunti prima di parlare del libro. Allora, il perché della ricerca. Questi qua sono appunti scritti, non dovrebbero essere neanche proiettati, ma va ben così. Perché della ricerca? Perché anch'io a Méliès ho passato gli anni da bambino, per cui una volta a Méliès si andava i 3 mesi, chi poteva, dalla fine della scuola fino all'inizio, a settembre-ottobre, si stava a Méliès. Però uno dei motivi principali di questa ricerca è perché ho notato in questi anni che arrivano turisti o anche persone che conoscono Méliès, che vengono anche regolarmente, ma che l'unico pensiero che hanno è chiedersi: andiamo a mangiare da Romolet o andiamo a mangiare da Chino o da Dino e chi per esso? E non si pongono il problema di dove sono, perché è nato un paese del genere, se era abitato una volta, perché ci sono queste case di sasso. E quindi la cosa a me fa tristezza. Capisco che in questi ultimi 30-40 anni ho fatto tempo di vedere anch'io quest'ultima evoluzione, è cambiato proprio l'ambiente, per cui anche noi stessi è perché sappiamo come vivevano una volta, ma se no è difficile immaginare che andavano a falciare l'erba dappertutto, che c'erano le vacche che andavano sulle fontane, che c'erano le stalle, i fienili, il latte appena munto, i mar de fen, i profumi dell'erba. Sono cose che noi sappiamo, però già quelli della generazione dopo la mia, quelli che hanno 40 anni, 30 anni o che vengono da fuori paese, non lo sanno. E io penso che sia per me è un piacere fare queste cose, ma l'ho sentito anche come quasi un dovere, perché è solo pochi anni fa che ho saputo che Méliès era abitato da famiglie per 12 mesi all'anno. Io ero rimasto con la solita migrazione che avveniva più o meno da febbraio-marzo, dopo San Valentin di solito, e terminava con i morti o se no anche con Santa Lucia, ma gran parte delle famiglie scendevano qui 2-3 mesi. Invece c'era un nucleo di famiglie che abitava 12 mesi all'anno. E un po' alla volta ho scoperto che c'erano ancora delle persone testimoni
dirette, per cui ho cercato di accelerare e di andare a parlare con queste persone, esponenti delle famiglie, Sponce, Zanchi, Marocche, Ciser, Bastianet, ce ne sono i Miotti dei 25 per chi sa, e quindi la possibilità di andare a parlare con persone che adesso hanno anche 90 anni l'ho ritenuta una delle ultime occasioni per approfondire questo argomento. E come sappiamo la memoria tradisce, la memoria con gli anni ci sembra di tramandare le cose, ma si smarrisce continuamente, per cui con i limiti che ho e con i limiti che ci sono nello scrivere, perlomeno una parte di quello che ho raccolto è scritto ed è salvato. Lo so che si poteva fare di più, che si poteva fare meglio, che si poteva approfondire ulteriormente, però non si finirebbe mai. In più sono convinto che sia proprio un dovere, perché è la nostra cultura questa qua. Io sono qui dobbiamo parlare in italiano perché siamo in Italia ed è la lingua ufficiale, però io sono un cultore del dialetto e sono convinto che il dialetto di questi tempi in cui più o meno sappiamo tutti l'italiano, più o meno abbiamo tutti il telefono, vediamo la televisione, abbiamo internet, molti di noi magari sanno anche un'altra lingua, chi ne sa anche una terza, però è tempo di pensare che il dialetto e tutto quello che c'è dietro il dialetto, che vuol dire la cultura nostra, non sia una cosa da considerare come segno di arretratezza o di ignoranza o di limitazioni. È cultura in più, perché sapere il dialetto e sapere tutto quello che c'è dietro nell'utilizzo dei legni, del fieno, del bestiame, delle tradizioni, della religiosità, è cultura in più. Cioè, uno deve sapere l'italiano, se sa anche la cultura locale ha conoscenze in più. Non è passato il tempo di vergognarci di conoscere le parole dialettali. Quindi all'interno della ricerca c'è un grande uso di termini dialettali, e anche i soprannomi di famiglia io li uso regolarmente perché ritengo che sia una caratteristica delle comunità. Soprattutto dove ci sono i cognomi ricorrenti, i soprannomi sapete meglio di me che erano indispensabili. Il perché del titolo sono proprio le tre cose che volevo dire all'inizio. Milies con l'accento giusto. Una cosa che innervosisce me è sentire la gente che dice Milies, e alcune volte per ridere mi hanno detto ma Milies, faccio finta anche di non capire qualche volta, no? Così per scherzo, e dico ma Milies? Sì, ma deve essere qua. Ah, Milies. Allora, sì, Milies. Milies non si dice mica cornuda, si dice cornuda. Milies si dice Milies, no Milies. In più, Guia, ad esempio, è diventata Guia, ma giusto è Guia, ma ormai è Guia. Nevegal è diventato Nevegal. Benetton, Stefanel, questa tendenza di anticipare l'accento sembra come voler nobilitare i termini, invece è Nevegal, è Milies, è Guia. È inutile andare a modificare il nome di un posto che ha secoli di storia. Già una cosa che a me non piace, però magari ci saranno delle conferme. Milies è diventato anche Borgo Milies. Non è Borgo Milies, è il borgo di Milies oppure è Milies. Non si può dire Borgo Milies, non possiamo modificare il nome di un luogo. È Borgo Valsugana? Allora sì. Borgo Valbelluna? Ma Milies si chiama Milies, non è né Borgo Milies né Borgo Stramare. Torrente Valpiana, non esiste nessun torrente Valpiana, non possiamo, per dire, non possiamo modificare i nomi dei luoghi. Strade romane, può darsi che ce ne siano, magari ce ne saranno anche di più antiche, ma per adesso prove non ne abbiamo.
pozzi romani, ancora non abbiamo avuto conferma. E così come a Stramare, che si vuol far passare San Valentino per il santo degli innamorati, e invece è il santo degli epilettici, del mal de San Valentin, del mal caduto. Lo so che fa più figo il santo degli innamorati, però è il mal de San Valentin, è inutile che fone... cosa vuoi fare? E lo Scec, faccio un altro esempio, lo Scec. C'è qualcuno qua che ha più di qualche anno di me. Lo Scec, sapete cos'è, no? Non è la pezza è formai. Lo Scec era quando in famiglia avevano 2 litri avanzati di latte, oppure avevano bisogno di preparare qualcosa di immediato perché per rimediare la cena, avevano questi 2-3 litri di latte intero, lo facevano reagire, lo salavano immediatamente e facevano uno Scecchetto. Lo mettevano negli ultimi tempi nel coso per scolare la pasta asciutta, e se no lo mettevano nella carota, o no, quelli di una certa età si ricordano queste cose qua. Quello è il vero Scec. Allora noi possiamo chiamare Scec il nostro formaggio, ma dobbiamo sapere che il vero Scec è altra cosa. Sono cretinate, ma se modifichiamo anche le cose così si chiamano Scec al mago che savone cosa che lei è Scec. Perché arriva grassa? Beh, intanto l'amicizia con Tony che è antica, e poi per la finalità, perché qui si respira ancora il senso di cosa vuol dire abitare in una contrada, in un borgo, e nel bene e nel male, quando accadono magari delle cose che colpiscono una comunità, all'interno della comunità ci sono anche degli spunti, degli aiuti, dei soccorsi, dei momenti di aiuto reciproco che non si possono più trovare nelle città, si trovano ancora in questi contesti qua. E quindi mi sembrava anche in collegamento ai fatti avvenuti recentemente, ma anche nel passato, che la comunità esiste ancora se vogliamo alimentarla come fa Tony in queste occasioni qua, e la comunità aiuta come andare dallo psicologo tante volte, aiuta perché in alcuni momenti la condivisione di dolori e di gioie aiutano a capire meglio quello che succede. In più, perché arriva grassa? Perché a Milies la stragrande maggioranza delle famiglie saliva da Riva Grassa, a parte quelle che rimanevano fisse, quasi tutte comunque avevano un riferimento a Riva Grassa, ma gran parte andavano su, perché i Berra Sarti, i Zanchi, i Ciser, vabbè, che erano lassù, i Miotti, i vari Zanella, i Bastianet, i Putin, erano tutte famiglie che partivano da qua. Altre famiglie, ad esempio i Longo non ce ne sono più di tanti a Milies, perché alcune famiglie gravitavano più nella zona di Spinazè e salivano più verso i Pani e Zenola. Una volta, è una cosa anche questa che ho saputo recentemente, non c'era tanto collegamento fra Milies e Zenola, che ti viene da dire, ma insomma, è là a 200 metri, eppure sembravano quasi due mondi diversi. Milies gravitava più verso Stramare e Riva Grassa, invece Riva Seca e qualche altra famiglia gravitava più verso Spinazè, al Frontal, i Pani e Zenola. È stata la strada costruita negli anni 70 che ha creato il collegamento, se no prima da Milies per andare a Zenola bisognava andare su quasi al Piol, in certo senso per chi conosce, e dopo andare verso Zenola. Fra le famiglie, quelle dei Zanco, di cui fa parte Tony,
sub ramo stai rat, ma insomma alla fine siete Zanco, e i Marciò sono le famiglie che, anzi i Marciò probabilmente sono le famiglie, l'ultima famiglia che portava le vacche su Amiglies, penso, vero? Più o meno. Non so se Nanni Borda ne teneva ancora, ma una presenza magari di una stalla con più animali, penso che fossero i Marciò. Quindi questo era solo per fare un saluto. Adesso ci sono, non basta una serata per parlare di Milies, però e vado a braccio. Mi ricollego ad esempio al discorso della comunità. Le comunità, per essere definite tali, hanno delle caratteristiche, hanno dei comportamenti, hanno delle abitudini, dei riti, che possono essere di superstizione, di religiosità, di mutuo soccorso. Milies era una comunità perché aveva la sua chiesetta, ad esempio. Qualsiasi comunità, qualsiasi contesto, insediamento in cui ci sono già 3, 4, 5 case, di solito hanno già un capitello, perché l'aspetto religioso è sempre stato molto sentito. A Milies la chiesetta che c'è adesso, ne approfitto per dirvi, vabbè, quest'anno fa i 150 anni. Non dico ho scoperto, ma insomma abbiamo scoperto che ce n'era una precedente e quasi nessuno lo sa. Non so se c'è qua Poldo Miotto, no. C'era una chiesetta, più che altro un sacello, vuol dire una chiesetta più piccola che più che altro era una copertura da riparo, magari di una decina di metri quadrati, ed era più o meno all'altezza del cancello che va all'ostello Saint-Jory. Dopo vi mostro le mappe dove è segnata, ed era dedicata a San Vittore e Corona. Nonno poteva averlo visto perché 200 anni fa, però nelle carte, e quindi abbiamo la conferma. Perché infatti anche a tutti quelli a cui ho chiesto, no, mi non mi ricorda, capì che non ti ricorda, ma che ne era prima. E la chiesetta di Santa Maria Ausiliatrice, prima lì c'era solo prato, perché avevo sentito dire che forse era stata costruita su resti di una precedente chiesetta, ma no, perché c'erano dei appezzamenti di terreno a prato, a coltivazione, di famiglie Berra, tra l'altro. E perché Milies è una comunità? Aveva la laguna. La laguna era una costruzione artificiale di, io non so se 200-300 metri quadrati di acqua, e quello fa capire quanti animali ci fossero a Milies. Gli anziani dicono che d'estate, quindi nel periodo in cui caricavano gli animali più o meno dalla fine di maggio fino all'8 settembre, sarebbe la data quella ufficiale di discesa, ci fossero 500 vacche. È un numero che fa impressione, e anche il fatto di dire 500 sembra quasi un numero proprio buttato là, approssimativo, cioè 500, 1000, 3000. Invece ho provato a fare un conteggio di tutte le stalle che c'erano a Milies, e poi calcolando tutte quelle di mezza costa, da Senola ai Pani, le Valine, il Poset, i Broli, i Mas, i vari Mas, Costa Piana, il Culaz, la Valina, cioè, se ci pensate, 7, 8, 10, 20, 10, 15, e dopo ovviamente Golo e Golet, Col da Tuche, la Forzela, il Forzelet. Se ci pensate, se non erano 500, siamo lì attorno. E una comunità. Quindi la laguna era un segno di un luogo che
era frequentato, l'acqua veniva usata soprattutto per gli animali, ma anche dalle persone. A Milies erano 2 pozzi. Noi ricordiamo soprattutto quello, lo chiamiamo De Nanin per capirci, ma c'era anche quello giù in Val, che adesso è un po' abbandonato, sarebbe bello riportarlo un po' alla luce. E a Milies arrivavano i venditori ambulanti, segno che c'è una comunità. Arrivavano a quelle dei Fest, che ricordiamo fino a 20-30 anni fa arrivare anche qua a Segusino. Arrivava quello da Bigolino al Moleta. Questi arrivavano, facevano il giro dei paesi, si fermavano quei 2, 3, 4 giorni sufficienti per fare il lavoro, dormivano nel fienile, mangiavano quello che una famiglia poteva offrire e rimanevano il tempo necessario. Una comunità perché? Perché ad esempio quando c'era tempo così andavano tutti e partivano dal Capitel de Sant'Antoni, no Giuseppina? Ecco, partivano in processione dal Capitel de Sant'Antoni, quello che c'è sulla strada di Bastianè per andare alla chiesa, e in processione andavano fino all'altro capitello de Sant'Antoni, quello che adesso è stato rifatto negli anni 60, nel 69, dal padre da Tono Bastianet. Arrivavano fino là e ritornavano indietro. Il primo in testa recitava una strofa, Sant'Antoni Mandela piova senza toni, e senza grani, che mandasse pioggia, ma insomma senza far malani, in poche parole. E gli altri dietro, la vogliam, senza ton e senza gran. C'è stata un'occasione che mi ha raccontato Giorgio Minute Bortolon Sivori, per capirci, che in un'occasione, dopo la fantasia popolare e l'ironia che c'era nei filò e in queste occasioni qua, era notevole e anche raffinata. Tant'è che io le prime volte che andavo a parlare con gli anziani ogni tanto tiravano fuori ste cose qua e io Madonna, ma può essere una roba così e invece mi raccontavano robe ironicamente col senso proprio dello spirito. E una volta è arrivato su il prete col sacrestano e minacciava, no, anzi c'era siccità in quell'occasione, e allora mi hanno detto che le teghe se le era già secche su i cosi, insomma un disastro, e sono partiti in processione, sono arrivati quasi in prossimità del Sant'Antonio, quello su per andare verso le Facchine, verso Valpiana, e a un certo punto è girato il tempo in maniera impressionante. Insomma, sono riusciti a tornare indietro a malapena, che è arrivata una tempestata che ha fatto un disastro, l'ha pelà tutte le panoce e tutti i fasoi. Fatto sta che anche il prete era un po' in imbarazzo, in difficoltà, no? E ci sono state delle donne che hanno detto don al vigneentro perché qua la vignato grossa, e il sacrestano più furboleta, le meglio che ci pone la strada per andare dopo prima che quindi per dire che c'era questo senso di ironia. A Milies cosa facevano ancora? C'era il solito aiutarsi a opera de Rodol. L'opera de Rodol è un concetto molto bello e ricorrente. Adesso dire fare una roba a opera de Rodol vuol dire fare una roba un po' alla Carlona, perché probabilmente quando facevano lavori dove intervenivano tutti, diciamo che la cura non era proprio il massimo, puntavano all'obiettivo, ma insomma, e quando accadeva, ma un parto di una vacca non è che ti telefonano, qui può essere de notte, de mattina, de sera, e quindi in quel caso i vicini di casa intervenivano automaticamente, non c'era bisogno di chiamarsi, perché sapevano che era un fatto
eccezionale ma normale, che una volta accadeva alla mia famiglia, la volta dopo sarebbe accaduta alla tua. Quindi c'erano tante occasioni. Oppure se ad esempio una famiglia si trovava in difficoltà perché il marito stava male o avevano i figli militari o in guerra e avevano le mede da portare giù dal doc, gli amici si mettevano d'accordo, un sabato pomeriggio sarebbero intervenuti e assieme avrebbero portato giù il fieno. Tutte queste forme qua scattavano proprio in maniera molto spontanea. Oppure a fine stagione, quando ad esempio avevano finito di portare giù il fieno o in autunno le mede, si rendevano conto che qualche sentiero aveva bisogno di fare delle manutenzioni e i sentieri venivano utilizzati da tutti, si mettevano d'accordo e andavano a rifare un selciato o a ripristinare una curva dove magari la Mussalem tendeva ad uscire, perché scendevano con queste gite che avevano magari mediamente 2 quintali, anche di più, di fieno. Quindi una comunità forte, diciamo. E vediamo se mi viene in mente qualcos'altro qua di relativo alle... Vabbè, comunque... Posso avere una copia del libro, per piacere? Solo che così guardo l'indice. Grazie. Perché va bene non parecciarsi niente, però proprio... No, ma nel senso che le cose con voi la cosa piacevole è rinfrescarvi la memoria, perché quelli che hanno la mia età le hanno vissute tutte queste cose qua. Però ecco, tracce di comunità, pagina 47, ad esempio ecco la scuola Stramare, o se no ad esempio la Notte Santa, il canto natalizio, che dopo col coro è stata l'occasione che ha fatto nascere il coro di Stramare. A Milies era diffusa, e il fatto che la cantassero nei 9 giorni precedenti al Natale dà l'idea che Milies era abitato d'inverno. E quella era una tradizione per cui partivano gruppi limitati, perché non c'era tantissima gente, di persone, uomini, donne, grandi, bambini, con un faretto davanti, con un lumin, con un feralet, e facevano il giro delle stalle per portare il saluto natalizio, e in cambio ricevevano cosa? Do tre stracaganasse, qualche pommet, do tre nosele, vero? Qualche corno, nespole, ecco. E quindi è una prova che c'era una comunità che abitava anche d'inverno. E la messa, ad esempio, è un altro segno di una comunità. Prima che arrivassero i cosiddetti padovani, quindi la casa del fanciullo, che è arrivata negli anni 50, prima, soprattutto d'estate, scendevano a prendere il prete, e quindi scendevano col mulo, a rotazione le famiglie, caricavano il prete sull'asino, lo portavano su a Milies, faceva la messa, raccoglievano le offerte, che di solito erano uova e burro, però alla messa più che altro le uova. Il burro era più, mi sembra, le offerte quando facevano le benedizioni delle case. Perché sapete che, e qua mi rivolgo a quelli più giovani, che il burro e le uova erano soldi liquidi. Soldi ne giravano pochissimi. Comunque, tornando al prete, c'è anche una bella foto con il prete sul mulo, e mi dicevano il mulo, e mi dico, ma anche sul mus? No, sul mulo, ma se uno l'aveva al mulo. No, perché se tu vai ora al prete, le come andare con la macchina più bella, e al prete col che tu vai e allora il mulo veniva preparato, strigliato, e saliva assieme al conducente.
Poi, figure che arrivavano, c'erano quelli della Cassella, delle Candole, quelli che scendevano da Erto, Casso, da quei paesi per portare quegli attrezzi di legno che non riuscivano a costruire in casa, oppure i ditali, le molete, i peten, il stagnin, il gusa moleta. Poi c'erano i trafficanti, i contrabbandieri qui che veniva col tabacco foresto. Allora quelli, siccome era vietato, ma vietato dalla legge, di notte arrivavano dalla Valstagna, dal Brenta, con queste foglie grandi di tabacco ben nascoste, passavano il grappa di notte, il Piave, e andavano a Milies durante i filò e vendendo queste foglie che poi venivano sminuzzate. Allora erano le vece che tabacchea, che se ce le ricordiamo anche noi, che mettevano il tabacco, no, facevano i sigari, i veci i cichea, questa pratica un po' schifosa se ci pensiamo adesso, perché per non buttare via niente anche il resto del sigaro lo pacea alla grande, finché dopo guarda, ecco, veniva addosso sta striscia del tocio negro, che non erano spettacoli edificanti, però era uno dei pochi piaceri anche a sti veci. Cosa internet non rivea, e avevano da bere qualche ombra di vin Pisol, perché neanche vin Pisol, che era sempre buono perché non si rendevano conto dell'evoluzione che subiva, per cui il dramma era solo quando terminava, ma non si rendevano conto di cosa bevevano negli ultimi periodi. E fumo, questi erano i piaceri che avevano, quindi cavarghe anche a quel. C'era Mario Pesa, i più anziani mi raccontano di un certo Mario Pesa che veniva appunto a vendere il tabacco foresto. Dopo c'era Carlo Ovi da Quero, che quello veniva a raccogliere appositamente uova, pitussette, galline. Arrivava con una bicicletta, ve lo ricordate voi? Carlo Ovi, so che aveva il negozio fino a lui è morto ovviamente, ma il figlio aveva un'attività simile a Quero fino a pochi anni fa. Giancarlo Giannini Andreazza si chiamava. Poi c'era una che arrivava con le masanete. Non so in che stato che le arriva sulle masanete, però le aspettavano con grande piacere. Dopo c'erano qui dei Zest che vi ho detto, i quali arrivavano, le prime erano le sorelle, non mi ricordo più il nome, aveva scritto sì, Ricchi e Dei, ma sì, Spinazza erano dopo erano i Ricchi e Dei, che arrivavano con questi cesti portati col bigol e dentro qualche pezza, qualche scampo, i scampoi, ecco, i scampoi. E dopo c'era un certo Fergen, da Bigolin, ecco. Ecco. No, capì? Ho capito. Ecco. Ecco. Il baratto comunque era alla base, perché soldi liquidi non ne avevano, quindi anche Carlo Ovi che acquistava anche, cioè tutti quelli che compravano roba cercavano di usare burro e uova e puine. E, ecco. No, è il caso di soffermarsi sul burro, perché una volta, e me lo confermerete voi, il burro era il prodotto più importante della caseificazione. E il latte veniva scremato al massimo proprio perché il burro era il prodotto che aveva più valore e serviva proprio da baratto. E, il formaggio era così
era così scremato che diventava duro e diventava quasi verde. Adesso, a distanza di 50, 60, 70 anni, in cui il burro viene quasi considerato un veleno in un certo senso, si è ritornati piuttosto a scremare meno il formaggio e il latte, scusate, e avere un formaggio più grasso, più buono e che è destinato alla stagionatura in maniera diversa. Una volta faceva queste striature verdi che era proprio l'erba era erborinato, ma non sapevano che era erborinato anche senza volerlo. Poi c'era Primo Caorera, che è il padre di Walter, che saliva a comprare tutto quello, ma siccome non buttavano via niente, era difficile che trovassero qualcosa di utile, però gli os de Persego, ad esempio, venivano regolarmente messi via, seccati e venivano utilizzati nell'industria dolciaria. Il pel de Porcel lo usavano per fare i pennelli. Qualche donna marara che si tagliava la coda, ecco, quella aveva valore. Quella veniva utilizzata per le parrucche dei siori o per le bambole. Resti di ferro, resti di straci, le pelle de cunicio, le pelle de musighera, tutte le pelli venivano considerate e quindi c'erano i cacciatori di tutto quel che si muoveva, anche i gir. I gir venivano mangiati, che adesso se ti dicono stasera mangiamo un gir, te vieni i cavelli sudretti, e invece la carne di gir è buonissima. No, a me non ho provato, però si alimenta di nocciole, di ghiande, roba, quindi è una carne che non ha nessun, però mangiare un gir te fa un certo che ha. Anche le rane in mangia, anche al tassia però a mangiarlo un po' che volte. Lo lasciavano 15 giorni sull'acqua, però sì, la mania, perché a un certo punto non era altro. Allora, a proposito di bracconieri, mi viene in mente un personaggio di Riva Grassa che ricordo anch'io a Milies, Sciosella. Sciosella era noto come bracconiere e dicevano che come lui pochi riuscivano a catturare bestie, e quindi volpi, faine, cunici, talpe, martore erano molto quotate perché venivano vendute sul mercato dell'abbigliamento per fare i colli dei cappotti, per fare come che chiamali, i manicotti, per tenere le mani calde, ma no qua, qua si scaldea meglio che poteva. Un'altra tradizione, un altro rito. Ah sì, madonna, io siccome sto andando a braccio, ma ti interrompeme pur. Ah. Dai Tony, fai un po' che domande. Allora parto io. Io ho sicuramente una giovane età che non mi permette di avere ricordi così vivi, ma ascolto volentieri. A proposito delle scuole di Stramare, allora io il filò invece l'ho vissuto nonostante la giovane età. Come dicevi, in questi cortili è ancora una tradizione frequente. E da questi filò, proprio Evi mi ha detto e mi ha raccontato spesso che portava una stela da Miliessa a scuola per scaldarsi. Una per ognuno, alla fine avevano un bel gruzzolo. Confermate? Posso chiederti una cosa? Sì. Ma chiedi per conferma o perché ti sembra impossibile? Perché mi sembra impossibile. Beh, guarda, invece... questa è una bella cosa che ci stai dicendo, perché conferma che anche quel poco che ho ricercato e la possibilità di avere Antonietta, Silvia, la Giuseppina,
che te lo confermano, che scendevano con una stella sotto al braccio e scendevano quando c'era la neve a Milies, c'era a turno uno dei padri con una fassina da drio, tanto per segnare un po' la strada sulla neve, e non avevano le Timberland avevano i zocui con i calzetti di lana, arrivavano giù con i piedi bagnati, mettevano i calzini sulla stufa e se adesso, se mi capita a me una roba così, di stare 3 ore con i piedi mi ricovera, e una volta stavano. E quindi la fortuna di avere persone che lo confermano è una bella roba. Mangiare che abbiamo mangiato a Milies, a Stramare. Tony, metti che il microfono che si senta cadere. Il primo mangiare che abbiamo mangiato a Stramare sì. Era il latte in tavola. Sì. Latte, non so cosa. Ma latte condensato, no, che è nata roba quella. Tavolette del latte. Tavolette del latte. E si mangiava quello e dopo si andava su a Milies e si arrivava e si mangiava la polenta con lo zucchero. Madonna. E dopo si partiva con una mela e si andava sul pra di Finil con le mucche, loro mangiavano e io mangiavo l'uva, stavo attenta che non andasse fuori, insomma. Sì, è ben. Una roba particolare, cara Lidia, che sembra impossibile, è ad esempio che gli uomini, l'attività principale normale era quella di andare a falciare, no? Però anche se si spostavano di mezzo chilometro da casa, a pranzo la moglie o la figlia doveva raggiungerle con la polenta e col magnar. Non c'era storia che il marito tornasse a casa. Non ho mai capito bene se approfittavano del bar del Noseler per fare altro, però insomma c'era sta tradizione proprio che la donna doveva anche se era su Col da Piana, che vuol dire a 100 metri in linea d'aria dalle case. E mangiare l'era polenta e formai in teccia e uvi in teccia. E uvi in scios. Sì, neanche gustiosa, sì. Con la mentusa. Sì, ho capito, ma quella era il mangiare, insomma. E quante teghe? Quante teghe a mangiare? Teghe bavane? Maria, mi non so, è vara, che dir quante. E allora a sto punto, siccome che la polenta la mangia 2 o 3 volte al dì, sì. Vi anticipo una cosa che fa un po' impressione dir chi indea nit, cosa vuol dire andare a nit, perché immaginare adesso che grandi uomini, femmine, tutti andavano a cacciare gli uccellini, che gli aveva le penne sì e no. Quando che aveva iscat, prima che gli aveva iscat, sì. andare a casa da scuola, aveva un puntato e era in lì e toglio sui merli e vi portiamo a casa a mangiare. Perché adesso se lo sai Verdi in copa, però dovete immaginare che tutti quanti appena c'era la possibilità di mangiare la polenta con qualcos'altro che non fosse formai e puina e ovi, e quindi la caccia di Frodo, diciamo, era questa, che i ragazzini durante il giorno, ma anche gli anziani e le donne, girando per il paese, sapevano il comportamento diverso di ogni tipo di uccello. C'è chi fa il nido sull'albero, chi lo fa sulla chiesa, chi lo fa sulla roccia, chi lo fa sul bus del mur. Quindi conoscevano alla perfezione il comportamento di una trentina di razze di uccellini.
e appena vedevano che cominciava la costruzione del nido, sapevano che da lì a una settimana, 10 giorni avrebbero deposto le uova e dopo circa 7, 8, 10 giorni sarebbero nati sti oselette che dovevano andare a catturare prima che cominciassero a volare, perché sennò dopo era tardi. Quindi questi ragazzini si muovevano con furbizia per fare in modo di individuare i nidi, ma di non farlo vedere agli amici, quindi giravano fischiettando così per vedere, perché c'è un proverbio che rende molto l'idea. Io sei, no, al nit le de chi che lo cata, io sei de chi che li magna. Quindi non basta individuare il nido, ma bisogna ciappare io sei, come nella vita non basta tante volte aver l'idea, ma bisogna realizzarla. Quindi qualcuno può vantarsi di dire mica pensammi che voleva fare questo, che bisognava, e invece l'altro arriva e la fa lui. Al nit le de chi che lo cata, io sei di chi che li magna. Quindi non erano di nessuno, e questi uccellini, che ripeto erano veramente, però messi in teccia con po' e buttiro, faceva il tocio sufficiente per mangiare una polentina volentieri, insomma. Perché mi ho la luce che non vede, passega il microfono sì. Sì, ma non sì, perché durante tutti quelli che andavano a scuola a Stramare raccontano che l'andata e il ritorno dalla scuola era un'avventura, ogni dì un'avventura. Se immaginate che fra gli alunni c'era Amedeo, Gian Burrasca e Albino, non so se era fra quei più buoni forse, ma era un'avventura continua. E soprattutto degli insegnanti. Mia mamma e mio padre mi ha portato esempi di bacchette che girava dopo le mani. Può essere? Può essere, se lo ricorda anche qui della metà che non era i bacchette a scuola. Sempre la Coria. Tuo papà? Che ne fai il papà? Sì, e anche il maestro Barat. Ero mi, e non è tutti che era a scuola con noi altri qua. No. Noi altri ero mi e Landellina Modesta, Carlo Modesto, Silvio Vettoret, Tony Conte, sì, Romeo Bottega, sì, questi lì, tutti i domini, questi qua. Bruno Sponge, la Nadia Stramare, la Paola Giorgio. Sì, tutti così era. Ma più allora, probabilmente era Severi, però bisogna anche ricordare che erano bambini che non erano come tutti, ma non erano abituati a stare seduti sui banchi, quindi erano un po' vivaci. So che mio papà mi ha detto una volta che non vedeva più Gian Burrasca. E dov'è Gian Burrasca? Gian Domenico, quello che è, scusate. E insomma lei era su un talpon, sulla punta del talpon, ciao maestro, e lei era sulla punta del talpon che il fea cosita. Cioè anche un maestro che ha responsabilità e pensieri Gian Burrasca al primo anno mi ha sempre portato sulle spalle a scuola per mi RCA compì anni a dicembre. E allora lui era il metassista, mi monta su sulle spalle e me fratelli mi portava alla borsa perché RCA. Ma ogni dì che te a bravar coi chini ogni dì. E allora Gian c'appia la borsa che era tre adesso di una oltata. Pensa a te. E dopo in su. Poi arriva su un voleva che tornessi in due attorno alla borsa. E era ogni dì ogni dì un'avventura diversa. E la Maria China. Ma perché andavano a scuola a Stramare anche tanti di Riva Grassa? Proprio a conferma che siccome da
a cominciare da dopo San Valentin. Le famiglie si spostavano, era più comodo andare a scuola a Stramare che non a Segusino, per cui quelli di Milies, quelli di Stramare, quelli di Spinazè, i cosi, le Damin, Gritti, no adesso magari prima di voi altre la moglie di Angelo la Elena, quella in mente che veniva a scuola là, ma allora l'era delle classi prima. Sì, prima. E, Anche se io un vado 2 mesi all'anno, si andava a Stramare a scuola. sì. E la Corea sempre. E Ma dica il microfono chi che parla, no? Qui che non parlano, se no... la maestra Curias l'andea entro sempre di corsa. Dai il microfono sti qua che parla, Tony, perché se no non serve. Perché mi vegneria stanca là, ma... Ascolta, che era la Curias, che era la nostra maestra di tuo papà. E praticamente la Corea sempre. Abbiamo un passo velocissimo in Ma mia vita. corsa e noi altri corriamo e quando che la solte in drio, noi altri si scondiamo da drio una cloetta. E che un domanda, ma maestra perché corre? E lei la diceva, non sono capace di stare di andare a piano. E anche a scuola mi vedete che non sono mai seduta, sono sempre attaccata alla cattedra. E l'aveva un soprannome la maestra Corias? Aveva che po'? Corias? No, quella è il cognome. La pelava. La pelava. E la pelava era il soprannome di famiglia materno, perché la mamma era degli Zancaner e della famiglia dei Pelà, e allora la chiamavano la pelava. E tuo papà, quando che avevano fatto gli esami, veramente le sta molto gentile, mi ha portato a casa tua e tua mamma mi ha fatto la cioccolata. Urco. A tutti. A me non me l'ha mai fatta. A tutti i suoi scolari. Insomma, veramente. Guarda. Bravi, sì. Ho caro che la mi dica. Ero bravo. Bello. No? Chi parla? Avevo la fogherata del Ventre Santo. Lì è una roba che tegne proprio a dirve, ma parla meglio in italiano, meglio in dialetto. La fogherata del Ventre Santo è un'altra conferma che c'era una comunità storica che radicata a Milies. No, che ne altri relatori a fondo pista. Ecco, sì, ecco, la fogherata del Ventre Santo, dovevi immaginare che la sera del Venerdì Santo, dopo aver dopo aver raccolto tutti i rovi, tutte le potature, tutto quel che non poteva essere bruciato nella stufa perché legna ce n'era pochissima, facevano dei fascinei, venivano raccolti e portati fuori là dove c'è la casa adesso di Silvio Vettoret. Là anticamente, no Vettoret scusate, Silvio Marciò. E là anticamente quel posto si chiamava La Cross ed era il punto dove facevano un falò gigantesco la sera del Venerdì Santo. Questa tradizione, che è non antica, molto di più, perché probabilmente i riti col fuoco sono antichissimi, sono pre-cristiani, sono pagani probabilmente, e a Milies si sono prolungati fino all'inizio degli anni 60. È dove si è prolungato più a lungo, però, ed è uno spettacolo che vi invito a immaginare come fantasia, pensate che a Spinazè, sul Frontal, a Stramare, sul Poset, su tutti i posti, tutti i posti che fosse visibili da Segusino, in Pizea questi fuochi giganteschi. Quindi provate a immaginare la sera quando dalla chiesa di
Santa Lucia cominciavano la processione con le fiacole, me lo ricordo anch'io da bambino, e vedere tutte le montagne con questi, erano 10-12 punti, e c'era una credenza per cui dicevano che tanto quella sera non ci sarebbe stato nessun rischio di incendio, nel senso che era fuoco che non si sarebbe propagato per fare danni. E di fatto invece era che i prati erano così rasati e puliti che non era niente che poteva ciappar fuoco. Comunque questo è un rito antichissimo che avevo pensato qualche anno fa di riproporre, però è impossibile dal punto di vista della sicurezza. Farlo adesso vuol dire dare fuoco al Veneto e al Triveneto. A Stram, sì, la provi a dire cosa che vuol dire. Stram è raccogliere le foglie secche e metterle dentro su una gerla tonda, gli diceva la brinfia O la griola o la la brinfia. griola, e portarla a casa per starnir le vacche. Che sì. Pensate che sì, mi pare che la raccolta dello strame doveva essere fatta entro Santa Lucia, mi pare. L'aveva delle date, ma non è che... La broda e le foglie e le cadene. Ecco, ed era un componente importantissimo perché oltre a starnire le vacche, ossia far da lettiera agli animali, dopo diventava letame e quindi... sulla gerla. Però ho capito che lei è abbastanza, no per me, ma mi ve mostreria un po' che le foto, sì, però siccome che lei è una roba informale, se avete domande o qualche che ha come voi altri, che perché le ho ricercate queste robe che non le ho viveste, quindi spero di averle scritte meglio possibile, ma mi spero sempre che sia altri che si metta a fare ricerche, perché così se uno scrive una roba o un'altra non è facile immedesimarsi nel vivere di una volta. E uno dei motivi per cui ho fatto questa ricerca è anche un piccolo riconoscimento a quelle famiglie, soprattutto quelle che abitavano 12 mesi, ma alle tante famiglie che andavano su e giù e che hanno tribulato e che però sono stati tutti lavoratori brava gente, che quando hanno avuto la possibilità, sia quelli di Stramare che quelli di Milies, quando hanno avuto la possibilità, si sono dimostrate persone in gamba in tutti i settori. Quindi vuol dire che perché adesso è facile dire Madonna, ma non può fare così, ma non può impiantare patate, invece se facevano così vuol dire che c'era una situazione che non permetteva di fare di più. Quando si giudicano, quando si analizzano questi contesti qua, bisogna sempre fare lo sforzo di immaginare qual era la condizione generale che c'era al tempo. Se c'erano delle famiglie che a un certo punto una decideva di andare a far la baglia da latte, e voi sapete cosa vuol dire? Vuol dire che una madre che ha appena partorito e che ha un piccolo di qualche mese decide di prendere armi e bagagli e di andare a Milano, a Brescia, a Bologna ad allattare il bambino di un'altra. È una cosa che fa venire la pelle d'oca a una donna, a una ragazza adesso di 20, 30, 40, 50 anni. Non lo facevano perché non avevano amore per il proprio bambino. Erano in una situazione per cui una scelta del genere diventava un modo di dare una svolta alla famiglia, perché fare la baglia da latte vuol dire essere ben remunerata, perché è un lavoro che ha delle conseguenze, ha un peso non solo lavorativo ma anche morale. Pensate una mamma di 25 anni, 30 anni
che ha il bambino a casa e che va a allattare un altro, con che spirito va, però sapeva che poteva essere un'occasione per dare veramente una svolta alla famiglia. Venivano ben pagate, venivano alimentate benissimo, uno perché erano una famiglia benestante, ma anche perché in quel momento la balia da lato in una famiglia benestante era la persona più curata, più tenuta bene, perché doveva garantire l'allattamento al bambino. In più, anche come abbigliamento, la balia da latte in una famiglia benestante aveva un suo abbigliamento che la distingueva dall'altra servitù. In più, un'altra cosa, di solito mantenevano un rapporto anche dopo, perché la balia da latte rimaneva il tempo dello svezzamento, ma mantenevano un rapporto fatto di regali, di scarpette mandate, di vestitini, di oggetti, per cui, e questo è ad esempio la storia che troverete brevemente raccontata della Fiorina, la mamma di Giovanni, Papa, che mentre Silvana che era del 39 ed è stata veniva alimentata o magari da un'altra mamma che prestava il latte o con il latte di capra, che è più delicato. Lei era a Brescia per questa esperienza, però quando è ritornata, ad esempio, ha comprato la casetta dei Marocche che c'è qua giù. Quindi capite, era finalizzata grazie Tony, era finalizzata a dare una svolta economica alla famiglia. Altro che. Visto che sono qua staierato. E allora Tony allena sest. Che... Ah, sì, bella questa qua. Ecco, Tony nella sest che nessuno se lo spettea. Bon. Quando è che mia Madonna a Milies l'era incinta e quella sera la stea mal, la gaita Bruno guarda che mi qua va a comprar, non tu comprarás mia stasera, no. Adesso le diría un canevegar, donde a onde, para che mi stai mal. E allora il disfone come, e aveva un mus che ora il fia tre passi, ora si buttava do e non camminava più, le infila. E allora mi misiera spettone che mi ho da comprare. E allora la cargava una musadella di fen sulla musalegna e si è stradato per la strada vecchia con sto tosatel che aveva da nascere. Sta femmina che stia male, al mus non si è mai fermato. Ieri vado fino a Valdobbiadene, mia Madonna la partorì con le finestre che aveva ancora da mettere su. Questa è la nascita di Tony, dopo 18 anni da secondo fiol. Ah, beh, allora quel particolare non so. Comunque ella la si aveva cattata mal postata a 42 anni e la crompa il terzo tosato così. Questa è la nascita di Tony Staierà. Pensai che su Milies, ovviamente, essendo una comunità, genera le nascite che avvenivano sul posto, e quindi c'erano le ultime due comari conosciute a Milies, erano la Pina Bastianetta, la nonna della Zita, sì, e un'altra che si prestavano ad assistere le partorienti, ma potete immaginare cosa avevano, sì, esperienza pratica, una certa predisposizione per queste cose, e in due si infondevano coraggio una con l'altra, e a volte i parti avvenivano anche in case isolate, per cui magari come segnale che c'era il parto ormai in arrivo mettevano fuori un lenzuolo bianco, che sapete che è uno dei modi per segnalare il bisogno di aiuto o di pericolo e così,
e magari si appellavano a Sant'Anna, avevano il Santin de Sant'Anna e cercavano di far meglio che potevano. Infatti c'erano tantissimi morti prematuri, sì, di bambini appena nati, tante volte anche di donne, frequentissimi i secondi matrimoni proprio perché tante madri morivano di parto, per cui tante volte questi uomini cercavano un'altra donna e spesso lo facevano anche attraversando le montagne dietro. Ho notato che tantissimi secondi matrimoni sono con donne di addirittura San Gregorio nelle Alpi, Col d'Aru, Lentiai, a parte Caurera e Scalon, ma anche frazioni di Mel, ed era questa tendenza era anche perché cercavano, a un certo punto hanno cercato anche un po' di mescolare il sangue, perché c'erano tanti matrimoni fra parenti, quindi ogni tanto il fatto di cercare donne anche di fuori diventava un modo per dare una missiata un po' No, infatti maridarsi in parentà, vita curta o long stentà, no? E io sto andando a braccio, ma non so se volete che proiettiamo delle foto. E dopo da chiedere finché volete. Allora, sta foto qua, è solo per farvi vedere che questa è la prima di Méliès, che è questo qua. Questa qua è una mappa del 1637, quindi quasi 400 anni fa. Questa qua è troppo piccola, non si vede. Questa qua è una mappa napoleonica, del catasto napoleonico dei primi dell'Ottocento, e già qui si dovrebbe vedere anche la chiesetta. Eccola qua. La chiesetta, quella che c'è adesso, non c'è. E qui invece c'è, non si vede benissimo. Preferisco mostrarvi le foto ad esempio, che hanno a che fare con la fienagione, perché il senso principale di Méliès era la fienagione. Se dobbiamo stringere Méliès, perché c'era l'allevamento di bestiame e questo bisogna alimentarlo, no? Però aiutarmi, Carlo, perché sennò ho una roba o l'altra. Allora, vediamo. Ecco qua. Questo qua è Stephen Pelos, per capirci. E questo è Mario. E sono al Pramulaf, stanno caricando una Musalem. E la Giuseppina, Madonna. No, ne ho un'altra con la Giuseppina, scusate. Ecco, questa qua stanno facendo fieno e c'è ad esempio, questo qua è Ugo, questo qua è Tony Sciosella, questa deve essere la mamma di Ugo, la Gelinda, e l'altra non so. La Pulchera, eccola qua. E quelle le piantate, sì. Questo qua è Nani Chino, è il papà di Checo Chino, che ha una Brinzia. Nani, che è il papà di Checo. Questo è Sciosella con un carico con la Musalem,
Guarda che contento che l'è. Sulla neve. Guarda che bella. Vero? Questo qua è Silvio Vettoret. Con la musada sono arrivati con la slitta piena di fieno e devono caricare sul fienile. Sì. Questa qua a me piace tantissimo ed è un bark, perché sapete, la meda è questa e aveva il medil in mezzo, invece il bark è quello che ha anche la copertura. Questa qua ha la copertura di paglia, che era l'antica tecnica con cui coprivano le case di Milies e le malghe. Prima dei coppi usavano questi mannelli di paglia e coprivano le case. E gli ultimi utilizzi di questa tecnica l'hanno fatto per i bark. Fino agli anni 70-80 ce n'era ancora qualcuno in giro, se vi ricordate, coperti da questa tecnica. Questa foto per me poteva essere la copertina del libro, perché conoscendo la storia di Milies, questa rappresenta per un padre di famiglia avere un bark così davanti casa. Questa è la casa dietro, quella di Silvio Vettoret. Sì. Avere una meda così e 2 bambini voleva dire aver intanto la famiglia che prosegue e aver l'inverno garantito, perché l'angoscia che avevano sempre era quella del fieno. Il fieno era sempre poco e tenevano così tanto al fieno che di contro avevano poca legna. E qui abbiamo la Giuseppina Zanca, eccola qua. Qua è da Prafenil e questo è il papà Fredo Staierat. È il mus, era lo mus o mul questo qua? Mus, e se ciamelo come? Se ciamelo come? Ah, ho capito. No, chiedo sempre il nome dei mus e dei muli, perché sapete che i muli e gli asini erano registrati tutti in comune con nome, età, altezza, nome del proprietario, passaggi di proprietà e abilità, se erano abili al servizio militare, perché in caso di guerra i muli venivano requisiti subito perché erano fondamentali per la guerra. Questa qua è una foto bellissima ed è Fore Peimas, qua è la casa della Berra Madonna, le Azuilla. Ah, della Zuilla. Quale dove che Marcello do le patate. Ah, Marcello. Madonna, ma che marra li fatto? Allora, questa è una tecnica per essiccare la spagna, l'erba medica. L'erba medica era l'erba medica era il fieno più importante e veniva utilizzato ad esempio quando una vacca era gravida o stava male o aveva bisogno di energia. Il problema della Spagna, dell'erba medica, è che evitavano di rigirarla perché per sua natura si staccano le foglioline che sono la parte buona della Spagna, per cui mettevano questi cristi, pai, diciamo cristi o pai, erano dei pali piantati a terra con 2 pali di traverso, buttavano su le forcate di Spagna che così poteva essiccare senza essere ribaltata e siccome teme molto l'umidità l'essiccazione avviene in maniera perfetta e poi basta caricarla sulla Musa Lane
e portarle a casa. Ma vedete che già queste montagne qua diventano quasi difficili da riconoscere. Però questa qua penso sia Costa Piana. E qua su sono i Pian, penso. E il Cunilong. Anche, ecco, questa qua è una bella foto che subito non avevo capito chi era, che è Alvio Franceschin, che c'è qua la figlia Mariella. Questa qua è molto bella per lo scatto fotografico, intanto per la posa del ragazzo che è a Narcisi con le braghesse alla zuava, che sono tipiche di quel periodo degli anni 40, però a me che colpisce di questa foto sono i terrazzamenti dietro, che magari uno a prima vista si concentra sul ragazzo, sulla chiesa, ma se guardate dietro, quelle sono tutte coltivazioni di patate, sorc, frumento, e sono tutte le banche, le bancole. Vedete tutte quelle strisce là, sono terrazzamenti che facevano e che segnavano le proprietà, perché c'era una buona produzione sia di grano turco che di frumento. Ma è qui che fa le fotografie là? Mondo un po' e altre fotografi. Anche questa qua è molto bella. Questa lì è la Checca. E questo deve essere Don Italo. Sì. Questa, al di là della bella foto, l'ho proposta perché c'è la coltivazione dei sorc di Biava, sì. E queste dietro sono le valine. Questa casa sopra, questa qua è dei Nadaluz, e adesso c'è la strada che passa davanti. E queste sono le valine, che erano forse dei bottega, penso. Dei bottega. E qua la foto più o meno è a Prafenil. Prafenil o forse Campascola. Guardate che ormai ho imparato tutti i nomi. Campascola. Questa è ancora Giuseppina. Scusa. Ah, sì. Era la nostra macchina, il mus là. C'ho senza la mussa a legna, il mus. Il Panda 4x4 di adesso. Questa è una foto bellissima perché intanto si capisce che è del 54, perché 55 stanno costruendo la casa del fanciullo, e se vedete ci sono tutti i medot de canne. Questi qua sono tutte le canne di pannocchie, sì. messe tipo a capanna da indiano. Ma se guardate ce ne sono dappertutto. Sì, guardate, guarda qua, qua dietro. Ecco qua adesso c'è l'ostello. Qua adesso c'è l'ostello. Questa è la casa dei modesti che sono andati a Limana, e qui c'era la chiesetta. Era qua. Questa qua è quella pericolante che hanno delimitato in questi ultimi tempi. E se vedete, guardate che coltivazioni che c'erano dappertutto. Guardate fin dove arrivano. Che bel netto. E pensate che ogni 2 anni circa cercavano di riportare la terra su, perché la terra, per una questione fisica, tende a scendere quando si lavora, scende, e a un certo punto dovevano riportarla a monte con le filiere, Quindi questa qua dà proprio l'idea di che mondo agricolo c'era a Milies. No. Il sapone. Giusto. Tu capisci? Il sapone, sì. Il sapone. Il sapone, sì, perché il sapone al muove pitera, forse? No, la tira sempre in dono. Sì. E la forca. Sì, giusto. Sua. Sì, perché anche le forche, non è di son forche, ma forche che ne erano di tante sorte. Ne erano quelle da fenco, 2 denti con 3 denti, ne erano quelle da terra con i denti più larghi, quelle dalle dam,
quelle per le zarpe. E anche la gente era abituata ad avere le proprie marche quando andavano al mercato a comprare le falci o le forche o il sapone. C'era chi aveva preferenze per la Rinaldi, chi aveva preferenze per la Bisol di Santo Stefano, La Gallo. la Gallo, le 4 stelle, o se no, quando prendevano una falce, provate a pensare, la battevano e sentivano il suono. Quando comperavano una piera per il cover, per vedere se una piera aveva capacità di usare bene la falce, mi hanno detto che la provavano sui capelli, nel senso che sui capelli sentivano se la pietra faceva un po' di attrito, voleva dire che era buona. Ognuno aveva da qua è una foto antica di Milies, però andiamo avanti. Questa è la pianta. Ho messo un bel servizio di foto su tutta l'attrezzatura della Fienagione, proprio perché la Fienagione era l'attività principale di Milies, di tutte le montagne. Col fieno è inutile, col fieno danno da mangiare alle vacche, le vacche fanno latte fa formai, tu che dà da mangiare alla famiglia e te puoi venderlo, il formaggio in più, e il burro veniva utilizzato come denaro liquido. I sogat con le spole, i coder, anche questi molto belli, sono tutti nostri. Questo qua è col corno, questo qua ha un abbellimento, nel senso che ha un gevero inciso. Sì. Perché anche i contadini a volte sì, cercavano magari anche nella costruzione degli attrezzi, c'era chi li faceva in maniera più grezza, chi cercava magari anche di renderli più piacevoli. Vedete qua le piere del Coder. Questa qua, la prima è nuova, la seconda vedete che usura che ha, e queste due, il materiale è tale che se cade a terra è facile che si rompa, però non buttavano via una mela piera, gli metteva un manego con fil de fer e andavano avanti fino... Guardate l'usura di questa qua. Andiamo avanti. Le messorette, sapete che questo era il sistema per cui anche i bambini venivano mandati con la gerla a raccogliere un po' di erba in mezzo alle crode, perché dove non arrivava la falce andavano con queste messore. A me piacciono mi piacciono gli attrezzi con l'usura esagerata come questa qua. Pensate quanta erba hanno tagliato con sta messora, con sta messoretta. Andavano i bambini perché appena avevano un minimo di manualità e con una gerletta riuscivano a portare a casa un po' di erba, che era già qualcosa per... Queste le falce, questi sono i falcar, questi qua sono esempi antichi perché sono completamente di legno. Questo qua è completamente di legno. Passiamo a vedere le forche, ecco, il fer da fen. Ecco, questo qua era l'attrezzo con cui, qua era la parte sotto è molto affilata e qui con il piede facevano forza e tagliavano il fieno, perché il fieno quando è sulla meda è così compattato che si riesce a tagliarlo a fette. Per cui, qua che neanche alle mie scarpe, ma le foto ancora da ritagliare. Questi qua li ho tutti. Questa è la griola. La griola, e questa, come diceva Giuseppina, la usavano anche per i bambini, perché la giravano, mettevano dentro il bambino e faceva da box e da sicurezza, perché era come un autoscontro che poteva anche sbattere, o se no mettevano dentro i pitussetta anche, mi pare, no? Questa qua è di Arnaldo, l'ha fatta lui, però non se ne trovano più. Sì, non se ne trovano più, e anche tutte forme di artigianato. Questa è la brinzia
Questa, a differenza della griola, la griola si presta di più anche allo stram, perché ci sono foglie piccole oppure i ricci di castagne. Invece questo è proprio più per l'erba e per il fieno. Qui basta compattarlo e rimane. Resta il coder. Questo qua avevo fatto un particolare perché il discorso di, vedete che c'è la lepre disegnata, si vede poco. Ecco qua, naderla, le manizete, queste sono le maniglie del falcar, le musalegn, il caret mat. Questo qua permetteva, quando arrivavano con la slitta in pianura o anche sullo sterrato magari, caricavano la slitta sul caret trainato dall'asino e così si muovevano con più comodità e soprattutto risparmiavano i musai, perché sennò dovevano cambiare continuamente le robe. Questa, ecco, architetture locali particolari. Carlo, ti sa tu dirmi se si può vederle grande senza... Ah, forse qua. Vedo. Forse qua. Sì, no, solo per non fare tutte le mosse ogni volta. Questa qua è la casa di Gillo Vettoret. Ecco, questa è un'architettura tipica di Méliès. La casetta minima di Gillo Vettoret. Quelli andati a Genova. Ecco, dove vengono i padovani adesso. Qua ci sono i tigli, ecco i tigli qua dietro. Sì. Sì. Ecco, qua è un'architettura tipica. La casetta minima, la stalla col fienile. Questo era, diciamo, l'elemento base dell'architettura di Méliès. Una cosa particolare, le case di Méliès non erano, solo dopo la prima guerra mondiale sono state alzate così. Prima esisteva solo il cason a un piano terra, come alcuni che sono rimasti, tipo quelli del Albino o quello dei Boff, ecco quelli là, ecco quelli sarebbero i cason tipici di Méliès, perché servivano solo per fare, avevano per far fuoco, per fare la polenta e per fare il formaggio. Cammino non ne avevano perché il fumo andava direttamente fuori e andavano a dormire sui fienili. Erano pochissime le case con il secondo piano. Dopo la prima guerra mondiale hanno cominciato, con i contributi dati per la guerra, tutti a alzare di un piano, ricavarsi una camera insomma, che non fosse solo il fienile. Questo è da Silvio Vettoret. Ecco, quelli erano proprio... Persone che dormia. Mi ha fatto perché che non sono grande, perché mi ha cotto a dormire in mezzo agli adulti, ma se dormia talmente in tanti che alla mattina non si veniva più a levare su. E allora che ne era, entravo con i sacchetti della farina. Chi che arrivava prima feia polenta, ma ognuno feia per i fatti suoi. Mica non arrivava né qua né là, perché qua era tosetta. Me la feia sua mamma di Silvio Vettoret. Io so che da ringraziarla, non era neanche a cotta, ma l'era fatta, insomma. Perché i casonetti su 20 persone e là da Stefanetta in nome pare. Addirittura mi mette dentro un caimus a dormire. Che n'era servizi igienici, che n'era acqua calda, di tutto e di più. Quei casonetti che vedete che ci sono ancora lassù, c'è quello dei Prudenza, per capirsi, e quello di Angelo Stramare. Quelli erano proprio i casonetti dei falciatori. Nel periodo, forse luglio mi sembra, c'erano queste squadre di falciatori che andavano su 7, 8, 10 persone proprio per fare la falciatura, e avevano bisogno di un minimo di ricovero per far la polenta, in poche parole. Ecco, questa è la casa, questa che vedete qui è la casetta, ecco, sarebbe stata il cason tipico di Méliès. Sì, questo qua.
Sì. Sì, no, sappiamo anche chi sono, ma è difficile da spiegarvi. Ecco, questo ad esempio è quello dei Sponce, la stalla dei Sponce, questo deve essere o per il mus o per il Porcel. Qua c'è la Giuseppina che forse può... Ah, è il Cason da Lat? Ah, giusto. Il Cason da Lat. Il Cason da Lat, mi permette per chi che non lo sa, era un locale di solito in un posto... A me sembra strano che sia il Cason da Lat là, però se lo dice lei, perché non è a nord, è abbastanza esposto al sole, e il Cason da Lat di solito veniva messo in un luogo fresco, arieggiato, perché mettevano le mastelle di legno dove il latte appena munto doveva far affiorare la panna, e dopo la panna la mettono nel burcio e si fa il burro. Questo qua è la casa delle rocche, per capirci. Qua ci sono i nanon, le rocche, i furbi anche. Qua è la casa di Ciosella, della Pulchera. Questa è ancora la fontana negli anni 60, ma era già stata costruita prima, e qui la laguna è già stata asciugata. Questa è molto vecchia ed è il cortile dei Zanchi. Ecco. E qua vi dà l'idea del fieno, e poi se guardate con attenzione le mussalem, i bigoi, le scale. Qua c'è il coso per la piera per usare, la siora con la derla, legne ferme, magari un fas de stram. Era ecco, questo qua è dove c'è Celeste e Chino, i boff, qua c'erano i fior e i boff in origine. Questo qua è il cortivo dei Minute. Riconoscete? Sì. Questa qua è del 70, perché vedete c'è anche il palo della luce, ormai siamo già in tempi più recenti. Ancora Cason, ecco, questo qua deve essere quello di Albino, mi sembra. Ho detto mamma, sì. Sì. Questo qua, sì. Ecco, questa qua è una foto particolare che sembra la guerra, e invece sono le case che esistevano prima della casa del fanciullo. Erano le mure, perché si diceva, una volta si definiva mure i resti di un casone, dicevano le mure. E ecco, questo qua che si vede dietro è il tetto dell'asilo, della casa adesso di Marcello. E queste erano le case dei Montagnier e dei Berra, e questo tra l'altro era quello che rimaneva di un'azione che avevano fatto i fascisti, perché erano venuti a sapere che in questa casa c'era il comandante Amedeo che era solito scendere dalle montagne e dormire qua, perché era la casa in affitto dei Zanchi, perché Amedeo era dei Zanchi. Era salito una decina di soldati della 10ª MAS, avevano chiesto al padre informazioni sul figlio, il quale ha detto non so, ovviamente, e a un certo punto l'hanno minacciato anche di morte, tanto che questo padre di Amedeo si era aperto la camicia e ha detto sparatemi, perché non so dirvi dove è andato. E invece l'hanno risparmiato, però hanno bruciato le stalle e i fienili, e sono rimaste fino a quando sono state acquistate dalla casa del fanciullo e sostituite sì. È perché durante il periodo della guerra
ovviamente, come dappertutto, sono successi fatti, insomma, che avevo cercato anche di scrivere, però le informazioni non sono precise, quindi ho preferito lasciar stare. Questa qua è la casa dei Putin. La casa dei Putin, cioè proseguendo così si va alla chiesetta. Questa l'ho messa perché fa vedere come cercavano di andare al piano superiore. De Nardo proprio, di Roberto, se è qua. Sì, ecco, diciamo che dopo non ci sono più case, ma si arriva alla chiesetta. Questa qua si vede la casa le case dei sarti, la casa di abitazione e le stalle dietro. Ecco, questa qua è l'unica foto che ho trovato del cortile dei Modesti. Questa è la casa di Carlo Modesto dell'Angelina. E qua questa fila di stalle e questa casa sono state demolite in occasione della costruzione della colonia. E quindi non c'è più segno di quelle. Ecco, questa è la fontana a Pè. Le 3 fontane, tanto per distinguerle, trovavano sempre il modo di o dare un nome o in qualche modo. Questa era la fontana a Pè, quella esagonale era la fontana a Medo e quella su davanti a casa mia in cima. Queste sono le case dei Ciser. E qua vedete c'è un selciato davanti che permetteva alle vacche, soprattutto in caso di ghiaccio, di non scivolare. Questa qua non sono riuscito a girarla, è rovescia, nel senso che è Milies e è la laguna, però dovete immaginarla rovesciata. Sul libro è dritta, ma qui non sono riuscito a. Ecco, questa è bella perché dà l'idea dell'osteria della Serena, cosa significava allora, nel senso che era probabilmente la prima costruzione moderna dopo la colonia dei Padovani, era la prima costruzione con le persiane, con una terrazza, e dava l'idea di cosa era significato anche proprio socialmente avere un baruchello, avere della musica, il jukebox, ci ricordiamo quelli dei nostri degli anni nostri, e gente che balla. Le prime moto, le prime macchine che arrivavano, ed era il segno della modernità. Sapete che si chiama Rifugio Serena perché è stato costruito nel 60-61 dalla famiglia di Checo Chino della Maria Ceto, nell'anno in cui era nata Serena, che è nata nel 1960. Qua abbiamo Romolet, e qui siamo già negli anni 70 e chi di voi si ricorda, l'edificio c'è ancora, qua c'era il negozio di alimentari e qui c'era la baracca di legno che io me la ricordo, e qui somministravano piatti di soppressa, ombre e pan. Non vi ricordate? Orco can, mi ricordo che Sì, vi ricordeo? Ah, buon. Degli anni 70, inizio anni 70. Sì. Questa qua è una foto, è una cartolina. L'ho già usata 2 o 3 volte, è strepitosa perché intanto è della fine dell'Ottocento, è stata annullata come spedizione nel 1908, però è il primo esempio di turismo nelle nostre montagne. Questi sono turisti che capite bene che non sono né di Segusino né di Stramare, sti qua con i cappelli così, i nostri sono questi qua, coi mus e con le musalegne. Appunto, queste qua erano benestanti che chissà come si facevano portare quassù e sulle slitte con stram e qualche venivano portate a passeggio sulle montagne nostre. E si capisce che è qua da noi, a parte il titolo che c'è sotto, ma guardate le musalegne, sono quelle nostre. Queste musalegne qua sono tipiche di Segusino, non esistono da altra parte,
perché sapete che le mousse à legno, ogni paese ha la sua, sono tutte diverse, con legni diversi, a domanda precisa ognuno dei diversi paesi dice che la loro è la migliore, però quella di Sigusino la caratteristica è la maneghera, che è questa qua, che è fatta di corniolo ed è fatta così. E queste qua è il primo, è una foto che potrebbe diventare il manifesto del turismo a Milies, che avrebbe molto bisogno. Questa qua è bellissima perché, anche forse l'avrete vista, è Carlo Modesto, per chi l'ha conosciuto, e vedete questa striscia di fienili che va verso la chiesetta. E in quell'occasione il fotografo aveva fatto fatica a trovare, perché c'era un nugolo di bambini che girava attorno a mondo, però nessuno aveva il coraggio di farsi fotografare. E l'unico è stato Carlo Modesto, che simulava appunto di caricare. Ecco qua. Questa invece è la laguna, come appariva prima della costruzione della casa del fanciullo. Queste qua sono le case che vi ho detto, già lasciate in abbandono, e questi sono i cason tipici. Se guardate, sono 4 o 5 proprietà, perché qua ce n'è una, qua ce n'è un'altra, qua ce n'è un'altra. Queste qua sono come minimo 4. E tutti sono piano. La chiesetta, questa? No, è la casa che c'è anche adesso. Questa è il retro della casa di Tonno Bastianet, penso. Ho capito, della Cuni, della Maria Cuni. No, non stai a imbrogliarmi. Questa qua, questa sì, no, ma questa qua dietro. Questa qua è della Maria Cuni. Questa qua è stata probabilmente l'ultima casa costruita a sasso a Milies. Era stata per un periodo anche osteria, perché che Cocchino, prima di aprire l'osteria, aveva fatto una frasca stagionale per 3 anni. Un anno dai Biciri, un anno da Beppo Marciò e un anno qua. E dopo invece ha aperto. Contemporaneamente c'era quella dei Miotti. C'era l'osteria dei Miotti. La Re, con la cavala che si chiamava Roma. Anche questa è bella con la laguna. Mi chiedo se adesso ci fosse stata ancora la laguna, non so se avrebbero permesso di tirarla via, non lo so. Però d'altronde adesso è parcheggio, è piazza. Qua c'è la famosa insegna che degli anni 30, che pensavo di aver salvato dalla distruzione, l'ho lasciata in municipio in vista di recuperarla, e invece con l'ultimo trasferimento è sparita. Secondo me è stata buttata in discarica. Penso. Peccato. Sì. Ecco, queste foto qua ve le mostro adesso in seguito. Questa e anche questa, per darvi un'idea di Milies. Allora, la soprintendenza, le regole, le restrizioni sono fastidiose per tutti, sono d'accordo, però se 50 anni fa ci fosse stato qualcuno di illuminato o un rompiballe che diceva no, questi fienili qua li recuperiamo, diventeranno finestroni sopra, non serve alzare mezzo metro di tetto che in camera può anche non servire, però questo poteva essere un borgo che sarebbero venuti a vedere in tanti. Dispiace dirlo, però
è giusto così, nel senso che il mondo va avanti, non si può. Dico solo che se per qualche caso fosse stata tutelata questa striscia di fienili qua, questo qua, sarebbero venuti da chissà dove per vedere un borgo del genere. Questo è garantito. La besta. No, allora la laguna. Sì, no, ma la laguna è stata interrata con la distruzione delle case che vi ho mostrato prima. Quando hanno fatto la casa del fanciullo, hanno demolito quelle e l'hanno portato qua. Passa sotto di acqua, per me quella è l'acqua della laguna, perché può essere acqua di che? Ma no, no, perché è interno alla casa, sotto della scala, c'è un tubo di acqua così che viene fuori continuamente. Non lo so. Mi te lo dire perché Questa foto qua, ad esempio, a parte lo scatto che è bello, c'è una ragazza col mazzo di narcisi, però ad esempio qui questa copertura qua è ancora a paglia. Vediamo se riesco ad ingrandirla di più. Questa qua, ad esempio, vedete? Questa qua, vedete? È un esempio di copertura a paglia. Perché non è né Copi né Ethernet né... Questa qua è una foto degli anni 50, quindi difficile. Ecco, questa qua ad esempio è una foto da cartolina, è bellissima, che mi viene da dire è solare, nel senso che mostra la Méliès estiva degli anni 60, quando il bosco comincia già un po' a scendere. I tigli sono ancora abbastanza puliti e il borgo è illuminato, è molto bella sta foto qua. Si vedono le montagne. E adesso, ad esempio, il Colle dei Tigli, no, lo chiamano IT, però era detto Col Torrent. I vecchi non lo ricordano, per Col Torrent, perché Torrent vuol dire rotondo. Torrent lo troviamo dappertutto, c'è anche vicino a Mariec, Col Torrent. E c'è anche su per il bellunese. Torrent vuol dire rotondo, è un fenomeno linguistico per cui vengono invertite parti di parole, ma Torrent vuol dire rotondo. Il Colle dei Tigli, se pensate, è rotondo. Questa qua è una foto storica bellissima con Evio che abita qua dietro, e questa è la Marilina, sua cugina, Modesto. E questo qua deve essere Montagnier Gentile col fratellino dietro sulla derla. Questo è Giorgio della Paola, nel periodo in cui la laguna diventava un po' Mondo l'aveva scelta tante volte come sfondo per le sue foto. Un'altra bella foto qua, questo qua deve essere Albino. Questa qua penso sia la Paola o la Zita. Questo qua secondo me è un Marciò, o Sergio o Gino, Gino e Sergio. Cosa dite? La Renata questa? Ah, dei May. Però vedete anche qua, è abbastanza pulito che si fa fatica a capire che questo è il Colle dei Tigli. Se tu, Dio ci appara un senestro. Eccola qua. La maestra Corrias. E qua c'è Silvio Vettoret,
Bruno, la sorella della Paola, la Nadia, l'Angelina, la Paola, eccole qua davanti, l'Antonietta, la Giuseppina, Romeo, l'Angelina, Modesta, Severino, Tonis, Ciosela, Giorgio e Carlo Modesto e Severino. Qua, se vedete, ci sono anche età un po' contrastanti, però dovete sapere che a scuola la scuola era diventata per un periodo anche un porto sicuro, diciamo, per cui tante volte mandavano anche i bambini di 5 anni piuttosto di lasciarli in giro, ma ci andavano anche quelli che avevano ripetuto 3, 4, 5 volte, per cui mancheva solo che la cartolina della naia e erano ancora là, insomma. E in pinca 5 classi, pensa cosa che imparea. Questa è molto bella davanti all'asilo ed è una foto con, se uno si concentra riesce ad individuarne un pochi. Tante tose, non so se qua che neanche la suor, che mi fa impressione, suor Stocchio, la suor Stocchio, che non ho mai capito come si chiama del nome. Sì, ma una suora può chiamarsi Eustachio. No, Come meno che credo, ma si chiama suor Stocchio. Ma era il cognome o no? Il nome l'era. Eustachio, ma non la Gheneno là secondo me. No, la che nessun'altra. La Ghenè tutte le piazzarole che n'è su all'asilo di sta. Sta quale la Questa non era la bassa plebe de Milies. Sto qua deve essere Carlo Modesto, penso. Sì, dopo qua che n'era qualche chino, mi sembra di aver sì, ma visto. già l'India in colonia d'estate. Sì. Ma ho detto poi colonia d'estate, però che n'era. Sto qua la faccia da canaglia, ma non so chi è. Ecco qua i divertimenti degli anni 70, qua c'è Celeste Chino col mus che porta a passeggio un po' di villeggianti. Non so se si è fatto pagare o se... E i bocci monterie su volentieri, Iori. Qua c'è Silvio Vettoret, che qua non ha tanti anni, però con la sua bella carriola dalle Dam, la Brinzia e la Fals. Sì. Ecco, questa è una bella foto di coppie a Milies. Qua si vede ancora quel sistema di essiccare l'erba spagna, l'erba medica, e questi qua sono tutti segusinesi. Sto qua mi sembra Tony Stramaret. Perché mia madre era quella che andava quella mamma là, adesso quell'altra mamma, non ci dico che... Sto qua le Ettore, Zeconet, sto qua le Torta, mi sembra. Io Torta. Sto qua deve essere Rigo, Franceschin, mi sembra. Forse questa sembrerebbe la Anna che ha sposato Bepon, Giuseppe de Meton, ma non so. Comunque, mi sembra. Comunque te le tira fuori a tutte, insomma. Sì, guardandole con calma. Ecco, questa è fatta davanti all'osteria dei Miotti. Dalla Re. Perché in quel periodo là che n'era le tose che andava su e se le adesso li mette dentro tutti. Questa qua invece davanti al vecchio asilo con la raccolta di ciclamini. Ecco proprio. Ma dopo andavevo a venderli o erano per voi altri casa? Per le suore? Ma le suore li vendeva o li tenia? Ah, ecco. Ho capito. Questa qua è la Serafina. Questa qua è la Serafina. Questa qua è la moglie de Baracchetta. Scusate, uso i termini, ma più o meno ci capiamo. E qua se guardate li riconoscete.
riconoscete tutti più o meno. Siete stufi? Questa qua è ancora la compagnia di giovani che sale, sì, qua che ne Tony della Mora, qua che ne Pino, qua che ne Isidoro, qua che ne la Felicita. Questa? No, se ho stufi volevo fare domande perché ne tantissime robe. Questa qua è una bella foto. La Concetta, vostra mamma, la Lidia e la Nina Biciri. E con le pannocce drio qua, vedeo. Ecco ad esempio la vostra mamma l'era andata a servire a Milan assieme alla mamma della Graziella, perché andare a servire in città era una delle attività che alle ragazzine, anche che aveva 12, 13, 14 anni, Madonna, guardate. Ecco, anche questa è una foto di coppie e anche qua si riconoscono un po' chi di sponce. Allora, questo qua è Caterino Boff questa è no, questa è quella che è andata a Mestre, a Mogliano. C'era qua prima la sorella, non so se questo qua è coso no, Romeo, Guido, questo? E la Rina. Questo qua le Toni, no, meno dei Miotti. E questo qua è un altro dei Sponce. Potrebbe essere Fortunato. Questa qua è bellissima ma è mossa. L'ho messa lo stesso perché dà l'idea di cosa voleva dire. Saranno, io le ho contate, sono circa 40-45 teste. Tutti a Milies, questa è la casa della Pulchera. Questa qua questa l'ho messa perché è un altro bark già evoluto, perché invece che la copertura in paglia ha le lamiere, e qua c'è il Roth, per chissà cos'è. Questa qua è Nanon, questa è la Cecilia Sarti, la Delina Sarti è questa è la Cecilia. Questo è il fratello, forse è andato in Australia. Questo qua deve essere Gaudenzio. Che somiglia perché le lua. No, nel senso che l'ha la fisionomia che si vede. E questo qua quel che sta l'Adrio Cola, che adesso è a Milano, che ha sposato la sorella della Verri, Antonietta. Le di origine da Milano. Forse le dei Modesti, forse le parente vostro, dei Miotto Modesti. Penso, vabbè. Forse da fuori. Questa qua è una delle prime foto fatte fra locali e villeggianti. Una cosa che volevo dirvi è che, e avrete occasione di leggerlo, che mi fa piacere ricordare, è che a Milies alla fine degli anni 40 arrivano i primi villeggianti. Cosa succede? Che i locali fanno spazio in casa, vanno a dormire sui fienili, lasciano la loro camera ai turisti, i quali in quel periodo avranno di mattina latte fresco, le puine, le patate, gli ovi delle galline, il formai. Quindi il bed and breakfast
Noi l'ha inventata mi e to barba qua. Allora lo hanno fatto ed era una forma di turismo intelligente, esperienziale direbbero oggi, per cui arrivavano i primi turisti e loro, i locali andavano a dormire sul fienile, quindi brava gente, lavoratori che sapevano che quei 2 o 3 mesi andava così e si prendevano qualcosa, non so che tariffe, se li registra in questura le presenze, non crede, la tassa e soggiorno quanto che l'era, non lo so. Questa qua è la mamma di Zita, questa è la nonna di Zita. Sapete perché Zita si chiama così? No. Allora, la mamma di Zita, Nina, aveva sposato Gusto Ciser, che nel 1939 aveva fatto il militare. Finito il militare è andato in guerra per 5 anni. Quindi ha fatto 6 anni di guerra ed era appena sposato. Questo per darmi un'idea delle storie familiari che tante volte ci lamentiamo di cosette, ma queste famiglie hanno fatto delle vite particolari. Tornato nel 1945, potete immaginare come dopo essere stato in Albania, in prigionia, ok, è ritornato e non riuscivano ad aver bambini, debilitato anche fisicamente. A quasi 10 anni dal matrimonio non riuscivano ad avere figli. Una delle tradizioni locali era quella di andare a cavare il nome a San Martín, sull'urna di San Martín. A Col San Martino c'è una chiesetta dove qualcuno va ancora quando ci sono delle donne che hanno difficoltà a rimanere incinte o hanno avuto gravidanze difficili o hanno bisogno di una protezione. In ogni caso andavano a piedi a Col San Martino e chiedevano la grazia, facevano un'offerta e estraevano da questa urna di legno antica un biglietto. Il biglietto porta 2 nomi, uno maschile e uno femminile. In quell'occasione Gusto Ciser era andato perché a quasi 10 anni dal matrimonio non riuscivano ad avere figli, è ritornato, è nata Zita. Perché Zita? Perché sul biglietto c'era scritto Zita. Quindi questa è la mamma di Ogami. Di Ogami. Sì. No, di Ogami. No, le zia. Questa è la nonna. Sì. La zita, sì. Sì, scusate, questa è la nonna di Vanio, Questa è la mamma di Alvaro e di Zita. Dicono che avesse sempre il nastro. E allora a sto punto mi viene da ridere perché a Gian Burrasca, questa bisogna che ve la racconte. Allora, aveva una foto con una signora abbastanza in primo piano, con un bel mulo e un bambino piccolo. E mi hanno detto, guarda che forse sta qua la può essere la Maria Resta. La Maria Resta, sua mamma di Gian. Gli mostra la foto a Gian Burrasca. E il Varda e la Rivarda, il Varda e la Rivarda. Al mul sì il nostro. La riconoscete al mul e nostro mare. Ma dopo un quarto d'ora al mul è il nostro. Che il mul mi pare che insomma che nel proverbio che dice che no, tutti i mussi si somiglia, vabbè, insomma, non è che i mussi abbiano caratteristiche al mul è il nostro, vabbè. Questa qua è una foto bella storica con tutti i Marciò e a Narcisi. Io ho la foto scattata penso un minuto prima, che però è uscita male, è uscita tagliata, e c'era Francesco qua che vedete che sembra che lo abbia bastonà, aveva un sorriso da una reccia a quell'altra e il mazzo di fiori così.
siccome Mondo là da Verghedita, no, metteva da nuovo a fare la foto, ci ha offeso. Ho la foto prima, dove vedere che espressione che l'ha, de content che l'era. E qua ho detto, Madonna, non parli neanche a più. Allora, questo è Agostino Cope, questo è suo fratello Elio, e qua ne tutti li conoscevo, tutti questi qua. La Luigina, Sergio, Gino, la Maria Lucia, Francesco, la Battistina. Guarda che bella che è. E Verdenca da Drio, la pulizia che genera, e sempre sti segni qua, che gli tutti banche, terrazzamenti, banche. Questa qua è un'altra foto fatta in fossa, mi viene da dire. Può essere? Anche tutti questi termini mi insiste a usarli perché i toponimi va tutti persi, nel senso che adesso noi ci muoviamo in macchina e ci basta sapere dov'è Segusino, Stramare, Milies e il Doc. Ma una volta in cui era obbligatorio muoversi a piedi e col mus, ogni 10 metri aveva bisogno di essere identificato. Va tu dove? Sei tu dove? Sono in fossa, sono sul Mas de Bastianet, sono sulla Busa dei Minute, sono sul Col da Piana. Quindi anche i nomi dei luoghi sono importantissimi ed è giusto che siano ricordati e difesi, perché non nascono a caso e quindi spesso diventano una chiave di lettura della storia di un posto. Questi qua sono tutti i Mas. Questi qua non so se sono quelli dei Sarti, forse. E anche qui vedete i terrazzamenti, e questa è la strada che va su ai Mas de Bastianet. Era la strada che andava su in Valina. E anche qua ci sono questo qua è un Sarti, questo qua è Zirpa. Questo qua deve essere Piero dei Mei. Questa qua è una Montagnier, non so se è la Concetta. Questo qua non so se ne avevano detto, forse Putin, questo qua è Leonardo. Può essere? Nardo, può essere. E queste qua sono la Zanella. La Zanella. Questa qua è una foto fatta davanti all'osteria. Qua io riconosco Giovannin Feltrin, Checon, Baracchetta. Sto qua mi sembra Tony Benato, vero? Tony Benato. Questa era l'osteria che, nata negli anni 50, era diventata anche una piccola botteghetta dove potevano trovare pasta, olio, il minimo, però aveva anche il telefono, quindi era un segno di modernità per tutto il villaggio. Questa qua è una foto con 4, 5, 6 ragazze con i narcisi e un panorama su Milies. Questa è la Pulchera davanti alla casa che adesso è dei Checon, e questa è la Milena, quella che sta a Vas col cagnetto, al Bigol fondamentale, perché l'acqua ovviamente in casa non c'era, per cui e nel caso di andare in laguna, e nel caso di andare sui Pos, e nel caso di andare in Arvisa, e nel caso di andare in Val, il Bigol era fondamentale. Sono Dio sto megare la gente, no altri qua, le meglio che Serone. Qua c'è una foto con Narcisi ancora, questa è del 41. Qua si può vedere anche un po' le case che arrivavano a altezze proprio in luoghi pendenti. Qua ad esempio si vede Gianni Romeo, io riconosco Gianni Romeo con la madre, un po' di gente, probabilmente salivano da Segusino alla festa del Narciso. Questa qua è molto bella, e qua c'è la Maria Sciosella, qua c'è Albino, qua c'è Lido, la Angelina, questi qua c'è un po' di Sponce, un po' di Sarti, la mamma di
la mamma de Caio della Bidella, Isidoro che parla stesso, parla la stessa roba. Questi qua sono i Montagnier che vi ho mostrato prima, e questi qua forse de Meninscourt, i Tosà de Meninscourt, ma può essere Gildo questo qua? Ruggero e Quessona? Quella non è Ruggero? Questo è Ruggero e questo Gildo? No. Questo è Fortunato, questa è la Maria. Luigi, lo questo? Suo papà è Claudio. Siete sicuri? Perché sta foto qua, allora qua Albino, di che anno è lo Albino? Del 46. Quindi qua quanti anni avrà lo? 6 anni, sì, può essere Luigi. Sì. E sta qua più timida, qua è la chi? E la Lana? Ho paura dei simi. Le Lana, dove è là? Questa qua che la si sconde qua. Sì. La pensiera che non se la cattesse. Sì. Queste qua un po' che de siorette de Milies. E lì Dio sto megasse. Queste qua, ecco, questa non la che ne sul libro, però lì il cortivo dei Zanchi, e qua che ne Mario Ros, questo qua è Silvestro Minute, e questo le De Rui, che le mort giovane, sì giovane, le mort giovane, Mario, sì, Mario della Oliva, guarda che bei tosati. Sì. Al continuo a dirmi quanti cavi che vi è tosato, sono mie, ti c'è di male, no? Allora, sì. Anche qua una bella foto da divertirsi a guarda essere Panfilo, qua che ne un pochi de chini, un pochi de marciò. Sì, in passeggiata la sempre la cosa. Non posso mostrare, se no non compra più il libro. Qua giocatori di carte nel cortile dei Vettoret di Silvio. Sto qua è Olivo Giovanel, la sorella di Silvio. Sto qua è Pino, e questo è Pino, e questo è Nani Montagnier, mi pare. Questo le cartoline già da turismo, per cui si vede in primo piano la colonia dei Padovani, che è stata importante per Milies, perché la porta su gente dal Padovano, creando un giro di persone e anche creando rapporti che sono continuati dopo, perché alcuni di loro hanno continuato a salire a Milies, alcuni hanno fatto alla casa, quindi la colonia dei Padovani e la colonia comunale è stato un volano per Milies. Questo è un panorama dei Tigli, dal Col Torrent, prima della lottizzazione, per cui c'è già la casa del fanciullo, però tutta la parte del Conesel, che è questo qua, Conesel in fossa, qua dietro c'è il Pramulas, era ancora integro, infatti vedete le mede che ci sono in giro. Ecco, questa è ancora una foto degli anni, forse anni 30, ancora con i resti che dicevamo prima, ben evidenti le strade che salgono qua, e questa qua, Col da Piana è questo tratto qua, Col da Piana, che va verso Valpiana.
Valpiana è diventato, è stato scelto come nome per rappresentare tutta la parte dietro, però in sé non sarebbe il nome corretto, nel senso che Valpiana è la parte a destra del torrentello che passa, mentre di là ci sono le facchine, i broli, però diciamo che ho cercato di giustificare perché è andata così. Nel parlare comune si dice anche entro per le Valpiane, perché ci sono queste valli pianeggianti, quindi Valpiana è dietro i Tigli. Di là invece c'è il Brolo, le Facchine, Costa Capui, Masdevese, però alla fine hanno scelto un nome, Valpiana è quello che ha compreso un po' tutto quanto. Questa è una foto con Beppo Marciò ed è fatta dalla Forcella, è una foto insolita e mostra la strada che è appena stata costruita, quindi penso inizio anni 60, e la posa che c'è lì sulla Forcella. Ecco, anche questa è molto bella, che c'è Silvia, eccola qua, la Silvia, la Beniamina, la Cimolato, eccole qua, la Olivar, che belle tose. Sì. Sì, la Beniamina. E dietro vi faccio notare, vedete tutti gli appezzamenti? Sti qua vuol dire che erano tutte o proprietà o magari appezzamenti a Spagna, magari. Aspetta che bisogna rimpicciolire. Bon, vi chiederei se volete fare questa qua è la foto della copertina, non si è ancora capito chi sono. No. Siccome ho trovato già una decina che giurano che è una persona, ma Diese che giura che lei è la stessa, cioè che lei è diversa, non può essere. E allora non ho capito. Questo mi sembrava Celeste Chino. Dopo mi hanno detto che forse può essere Lino Minute. Questa potrebbe essere la Gabriella Chino, ma la Gabriella Chino a foto ingrandita messa davanti agli occhi la dita mi fiol de Dio un oroloiet così non l'ho mai avuto, no. Quindi non è che ha guardato i lineamenti o l'abbigliamento o metamici o un orologio così non l'ho mai avuto. Dopo mi hanno detto che poteva essere la Lucia Feconeta, la mamma della maestra, Madonna mi sfugge il nome qua. La Mariella. Dopo mi hanno detto che è una che la viene da Milano. Dopo mi hanno detto che lei è la moglie quello che me l'ha detto prima, di Armido. Quindi restò col dubbio, vivo lo stesso. Sì, e qua vedete ad esempio questa casa qua, vedete questo segno qua. Questi qua sono i segni della casa originale, che era un piano, quando prima erano tutte di questa fattura qua più o meno, no? Questa qua è stata alzata di un piano. Bon. Questa è moderna, è per far vedere diciamo qua è Milies che prende forma, nel senso che ci sono le due colonie, la casa Barato, le prime case anche belle, le case Barato qua su. Oh beh, anche questa, volevo tagliare, ma anche questa è bellissima. Questi qua sono ancora una famiglia dei Marciò, con la Maria degli Occiai, era questa? Perché avevano due nonne, tutte e due Marie, allora una era Maria degli Occiai e l'altra
Pieretto della Verde, dei Mei, sì sì sì, anche questa è bellissima sta qua, sì, guarda che belle, bella bella anche sta qua, la Maria Luisa, qua, la Mariangela, eccola qua la Mariangela, eccola qua, guardela tutti. Bella. Ah, porco can, bella questa qua. Ma no, immagine che sondrio stufarve, però sta qua la merita di leggere il testo che viene da Drio. Perché questa foto qua ha un testo dietro che anche i nipoti non hanno considerato, e per me è una specie di piccola poesia, non voglio esagerare, però allora qua c'è eccola qua. Qua c'è Sciosela e la Pulchera e i 3 figli. Quindi questa foto rappresenta la famiglia completa. Sapete che a un certo punto da Milies, dalla metà degli anni 50, non era più possibile abitare secondo il sistema di una volta, per cui bastava avere 2 o 3 vacche e in qualche modo riuscivano. Era obbligatorio spostarsi. Molti di questi sono andati in Svizzera. Questi 3 a un certo punto sono andati tutti in Svizzera, no? Tutti e 3. Tony, la Maria e la Graziella. Sciosela e la Pulchera hanno mandato questa foto ai 3 figli in Svizzera scrivendo dietro quello che sentivano in quel momento, e ve lo leggo. Mi dispiace di mandarvi questa foto perché noi siamo usciti proprio male, ma così vi vedete voi quando eravate bambine. Maria 11 anni, Graziella 7, Antonio 3 anni e 7 mesi, e qui tutta la famiglia. Beati quei anni che eravate di quella età, si erano tutti insieme, e così, ossia, e adesso invece siamo sparsi come il vento. Di questa età eravate a radici a col da tuche sulle petole delle pecore, ma erano buoni lo stesso, e la polenta sporca da terra in forcona come era buona. Per dire che hanno fatto leva sulla nostalgia e sul ricordo e anche sulle tribulazioni, ma anche ricordate in maniera piacevole, per dire abbiamo tribulato tanto, ma la famiglia era tutta assieme, e con la polenta sporca dell'acqua presa nella posa o i radici buoni ma raccolti in mezzo alle petole delle pecore, la famiglia però era unita. Quindi è un testo anche nostalgico, e bravi che l'hanno scritta perché sono stati bravissimi. Che bella però. Sì, una bellissima foto. E neanche più un de vivo ritornato. Infatti. Ecco, questi sono i modesti. L'amabile con Carlo e le figlie che sono sua Limana. Ecco, questa qua bisogna mostrarla. Questa è una foto molto bella, e c'è la neta, la mamma vostra, della famiglia Biga, la neta dei Biga, è andata a Milano negli anni 30 a servire. Tantissime andavano. Questa è La Gina, tua mamma e la Graziella. sì, la nonna della Graziella. Sì, la nonna. La nonna della Graziella e la mamma della Graziella. Quella che sì, sia. E mi dispiace che è morta recentemente, che la figlia avevo piacere di fargliela vedere, però sono andate a Milano e hanno fatto far subito la foto, vedete qui allo studio Saporetti di Milano, e hanno mandato immediatamente a casa la foto, tutte vestite bene, con la borsetta, per far vedere che erano
anche per tranquillizzare i familiari che erano al sicuro, insomma. Questa qua è la famiglia dei Montagnier. Questa qua deve essere l'Assunta, per darvi l'idea. E qua probabilmente era andato un prete in visita. Questo casonet qui è quello degli Sponce che dicevo io che potrebbe essere cason da lat, perché vedo le stecche che dovevano impedire al gatto di entrare a mangiare al cao. Ecco, questa è la Gusto Ciser, la sorella di Gusto, la mamma, la Rosalia, e questi sono i genitori. Sì. Qua gli avrà 15 anni. È una foto degli anni 30, penso. Questi qua sono i Miotti, la Checa e i 3 nipoti. Questi qua forse sono i figli della un nome particolare, della Elsa. Guarda qua ancora una sciappata di Marciò. Guarda che bella. Questa mi sa che è la Romualda, o no? Sì. Sì, beh, tu sei sì. Guarda la Mariangela qua ancora. Guarda lì. Guarda Renzo qua. Madonna. E lo Evi? Ah sì? Qua fai altri con dell'età. Dove fare un calcolo un po' degli anni. Sì? Mi aveva fatto sì, così ho detto, forse lei era Romualda. Guarda, che mi piace tanto di quegli anni là, era queste braghessette che gli feia con le tiracche, con i bottoni tirati su così. Che forti. Questi qua ancora i Montagnier, questo le Guido Montagnier, la Severina, la Serafina, scusami. No, questo è quel che è andata a Busto. Questo Guido? No, Guido, coso? Miro, la Serafina e Guido e Meno. Guarda che serie di Mussolini qua da Rio. Qua, ecco, questo è ancora, ecco, questo è la Serafina e Guido, fatta da Drio Casamea e coi T, Beinetti e le panoce. Questa non la che ne è sul libro. Qua che ne è Beppo Marciò che dio fare i socoi con Francesco e sua mamma. Sì. Questo è l'ultimo nato a Milies, che è Alvaro. Quindi questa è la foto del 54. Questo è Montagnier, Tita Montagnier. Tita Montagnier. Guarda che mostacci là. E la pipa tipica di quel periodo là, proprio le pipe. Questo qua è un Bortolon. Quello è andato a Quero. Marino. Guardate questo qua non è un attore del cinema, non è un protagonista di un'opera di Verdi, ma è meno Sponge. Il papà dei Sponge, guarda che eleganza. Guarda che eleganza, che completo che l'ha. E il baffo, guarda, veramente una bellissima foto, un bell'uomo. Sì. La Graziella, queste qua le prime edizioni della festa degli alpini, la deve essere del 72-73.
E ieri mi ha chiamato sottosa la Tatiana che mette me via il libro subito. E qua che nella pulchera. E non so se le sciosella, ma le massa pafutello, mi pare quasi più un vettoretto. E con una mussada de fassine sulla neve. Questa era la vita a Milies. E qua le più recenti, che ne è ancora sciosella con una mussada e la Graziella. E queste qua le foto recenti, e ringrazio Daniele Geronazzo e Mirko Mello che me le ha prestate. Questo qua è il Milies moderno. La Ceseta quest'anno lì 150 anni della chiesa, ho messo 3 foto dell'interno di questa statuetta che è molto antica ma non si riesce a capire. E il pozzo che è un simbolo. E questo è il pozzo che ne do in Val. E questo che è un mistero che non si riesce a capire, la strada vecchia, e mi stesso ho scritto che la potesse essere fatta dal passaggio delle slitte del legno, ma mi pare impossibile. Sì, ma mi pare impossibile che il legno riesca a fare una roba così. Veramente è un mistero da chiarire. Cappitello di Sant'Antonio, da qua partia per le processioni, per chiamare la piova, per scongiurare la tempesta. Guardate che belle brinzie de stram e de fen. Sì. Grazie. E qua che cocchino che porta il prete a Milies. Col mul quella festa. Col mul da festa. Con la macchina a festa. Che robe. La benedizione delle case, perché questo è Don Agostino Giacomelli con i nipoti Agostino e Elio, e queste sono le case dei Chini. Casa dei Chini. Vabbè, altre foto. Dopo ha cominciato a fare le cartoline, la colonia. Guarda che cocchino sulla Mussalem. Boh, mi domanderia se vuole farmi delle domande o se sto megadi, perché ho paura di aver esagerami. Bevi acqua, Se avete qualcosa da chiedere, tanto avevo capito che il clima è quel nostro. Se ho cotti abbastanza, beh, bravi perché le 11 e quindi lei là dalla cosa. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie davvero perché non pensai così tanta gente. Grazie.